400 associati e oltre 7.000 addetti sono i numeri di Confapi Venezia, l'associazione delle piccole e medie imprese, che hanno confermato per altri 3 anni Marco Zecchinel, 52 anni, di San Donà, presidente uscente e ora al terzo mandato. È una responsabilità che sento molto forte in un momento che è diverso da quello che ha contraddistinto i miei precedenti mandati, perché oggi c'è un'incertezza di sistema che non ha precedenti. Proprio per questo le sfide che si aprono alla comunità degli imprenditori sono sfide davvero epocali. Un'assemblea che ha scelto come slogan la passione di intraprendere, a simboleggiare la resistenza e lo spirito di innovazione delle aziende del veneziano, con una passione che non è fatta solo di esercizi economici per far tornare i conti, ma di attaccamento al proprio lavoro. Un insieme di sofferenza, di fatica che porta l'imprenditore, la sua famiglia, chi lo circonda, ma è una passione che è contagiosa perché diventa la passione dell'imprenditore e la passione di coloro che con lui collaborano per raggiungere un obiettivo che è sempre creazione di valore, è sempre miglioramento del territorio. Un presidente che viene confermato si porta dietro l'esperienza del triennio precedente, la capacità messa in campo grazie alla sua iniziativa, alla sua visione, la memoria degli errori e delle cose da migliorare e sicuramente è immediatamente pronto per continuare a dare valore alla propria associazione. I dati di Veneto Lavoro delineano un andamento positivo, con il veneziano, la provincia con i numeri più alti, oltre 30.000 unità in più nei primi 5 mesi dell'anno, grazie anche a una tendenza stagionale nel settore del turismo che si conferma motore trainante. A preoccupare sono invece i riscontri sull'industria in fase di calo.